Nel momento dell'emergenza si pensa a salvare il salvabile, poi si tireranno le somme dei danni dell'alluvione. È chiaro che la situazione dell'agricoltura è drammatica, basta girare le campagne per capirlo. Sono danni ingenti, soprattutto ai seminativi e anche ai fruttiferi e ai vigneti. È difficile una quantificazione anche perché c'è una breve pausa, ma i terreni sono in parte ancora allagati. Quantificare al momento non è semplice, ma il presidente della Coldiretti del Veneto prova a fare una stima approssimativa, ricordando che nel 2010 i danni furono stimati in circa 16 milioni di euro, ma allora la parte di territorio colpita fu meno estesa. Io credo che saremo nell'ordine di parecchi milioni di euro, insomma. Dire un numero facendo riferimento poi a quello che è stata anche la vicenda a livello veneto, a livello veneto dell'alluvione del 2010, siamo ben oltre i 15-20 milioni di euro. Insomma. Non c'è coltivazione che non abbia sofferto o che non soffrirà in futuro di quanto sta ancora accadendo. Sono i cereali autunno-verlini, quelli seminati, quindi il frumento soprattutto, che si può considerare nelle zone allagate perso. Però il perdurare dei terreni allagati creerà dei problemi, poi se, come dicono, verrà anche il freddo, creerà dei problemi poi anche alle impiante da frutto e alle viti, insomma. Quindi siamo molto preoccupati. Problemi ci saranno anche per i terreni che attualmente non sono coltivati. Sono sedimentati e si sono compattati, per cui poi ci saranno costi suppletivi per l'azienda per rimetterli nelle condizioni di essere seminati in primavera. Guardando al futuro e considerando che in poco più di un mese è già caduta metà della pioggia che di solito cade in un anno, Piazza pensa a quello che potrebbe accadere in estate con un'eventuale siccità. Se si concentra in un altro intervento piovoso in autunno, probabilmente a metà tra primavera e estate ci potrebbero essere i problemi. Mi auguro di no. A lavorare a pieno regime per limitare i danni sono anche i consorzi di bonifica sottoposti ad un impegno superiore a quello sostenuto nel 2010. Situazione che ci vede ancora interessati come nel 2010, anzi forse rispetto al 2010 ancora di più la rete secondaria gestita dai consorzi è andata più in sofferenza rispetto al 2010, quando aveva colpito soprattutto i grandi fiumi. Moltissimi gli impianti idrovoli fissi che sono in funzione da quando è iniziata l'emergenza. In Veneto abbiamo 400 impianti idrovoli che stanno lavorando a pieno regime. Colgo l'occasione per ringraziare tutta la struttura dei consorzi, perché è evidente che è ormai una settimana che lavoriamo giorno e notte